Sarà Città Metropolitana a gestire la fase di gara per l'assegnazione del nuovo appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Chiavari. La conferma è arrivata nell'incontro che si è tenuto a Genova con i rappresentanti dell'amministrazione comunale. Abbiamo chiesto proprio a questo ente se può gestire la gara, quindi la pubblicazione e quant'altro della gara, proprio per sgravare un po' il comune, gli uffici del comune di Chiavari e soprattutto per garantire la massima trasparenza di questa gara, che comunque è una gara importante perché ha un carattere europeo per l'importo e quindi più tranquilli e garantiti siamo e meglio è. Ecco, quant'è l'importo di base? Allora, l'importo di gara è oltre i 6 milioni di euro. Noi come comune abbiamo già completato tutta la parte del capitolato, che è la parte di fatto di individuazione del tipo di servizio che vogliamo, e quindi questo ci permetterà questa collaborazione con Città Metropolitana, che peraltro devo dire che è sempre di supporto con i suoi funzionari agli enti locali, può essere un buon modo per garantirci questi aspetti che prima ho accennato, di trasparenza, di correttezza e quant'altro. Nel capitolato non sono presenti sostanziali novità, il nuovo appalto va nella direzione percorsa fino ad oggi. La sperimentazione delle nuove isole ecologiche però potrebbe rappresentare un elemento importante. Attualmente viene realizzata a costo zero per il comune. Se la sua efficacia sarà dimostrata nei prossimi mesi, si potrà valutare l'installazione di sistemi analoghi anche sul lungomare, nel porto e perché no, anche nelle frazioni. Questi mesi che vanno da oggi all'assegnazione del nuovo appalto ci serviranno a questa amministrazione proprio per valutare il funzionamento di queste nuove isole. In quel caso è già previsto dentro l'appalto che possano essere implementate nelle altre location che sono già state individuate e in altre che siamo in corso di valutazione. La gara potrebbe avere un tempo di 5 o 6 mesi. La tempistica individuata in un primo tempo, circa 4 mesi, sarà di fatto superata. Città Metropolitana deve infatti recepire una norma di recente introduzione che prevede un passaggio ulteriore presso l'autorità anticorruzione che, di fatto, nell'ottica della massima trasparenza, allungherà leggermente i tempi per l'assegnazione del servizio.